Appena 6 punti di distacco, ma per una delle due questa sera conta solo vincere. Amici di Fanner, buonasera dal Circolo Sportivo Stella Azzurra. Si gioca la 26esima giornata di Serie A della Lega Calcio 8 in campo. L'Atletico Fiumicino in maglia rossa cerca la vittoria per ottenere una salvezza tranquilla. Il Code 272 invece è obbligato ad ottenere i 3 punti per sperare nei playoff, che per ora distano solo un punto. Inizia in questo momento la sfida, si gioca in Via dei Cocchieri, mancano 5 giornate al termine della stagione. Atletico Fiumicino in nona posizione sta pian piano giungendo all'obiettivo stagionale, ovvero quello di una serena salvezza, perché ricordiamolo, in caso di 10 punti di distacco non si giocheranno i play-out. Dall'altra parte del campo, in maglia nera, attacca da destra verso sinistra il Code 272, che deve rialzare la testa dopo le 2 sconfitte consecutive. Ha bisogno di vincere perché la Roma Calcio 8 è ad un solo punto di distanza, in sesta posizione. È l'ultima posizione utile per andare a giocare i play-off. Qui ha subito la palla dell'1-0 il Code 272. Sfera che termina larga alla destra della porta, difesa da Egizi, uno dei migliori portieri in questa stagione. Si è dimostrato più volte fondamentale per mantenere il risultato dell'Atletico Fiumicino. Code 272 che ha iniziato a spingere, ha ottenuto infatti il primo corner della partita, è proprio Egizi con un riflesso dei suoi ad evitare il gol dell'1-0. Pallone allargato sempre sulla sinistra, dove può metterla giù Locatelli, elegantemente con il destro, raddoppiato, appoggia indietro per un compagno. Il pallone centralmente, ancora verso la sinistra per Locatelli, non giunge il pallone al numero 4, quindi Atletico Fiumicino che può ricominciare da capo con il possesso del pallone. Schiacciato nella prima metà campo, deve iniziare a trovare ritmo, altrimenti la velocità del Code 272, anche con la pesante assenza di Fagioli, può sovrastare gli avversari, che hanno giocato benissimo anche contro le grandi in alcune circostanze, soprattutto contro la Golbet. Sfortunati all'ultimo secondo con il gol subito praticamente a partita scaduta, mancavano 2 secondi al termine. Il solito Monteforte ha portato a casa 3 punti importantissimi, rivendicando l'amaro 0-0 della partita d'andata che si disputava in quel caso alla Circolo Sport City. Oggi si gioca in casa del Code 272. Non c'è ovviamente il capocannoniere dei ragazzi in maglia nera, che è Fagioli. L'uomo più pericoloso da tenere d'occhio per la retroguardia in maglia rossa sarà sicuramente Mattia Palmieri, con il numero 9, autore di una bellissima doppietta nel big match proprio contro la Golbet, in cui ha sofferto il Code 272. E proprio grazie a 2 spunti personali del numero 9 è riuscito a tenere in bilico la partita fino all'ultimo. Mirko Anello, in assenza di Cilfone, ha affidato al numero 10 il centrocampo, e insieme a lui affiancato da Alatronico, il sinistro in mezzo, a cercare la deviazione di Palmieri. Non passa il pallone, può ripartire l'Atletico Fiumicino, che però lo fa con molta calma.
Ricominciando il giro palla dietro da Egizi. Dall'altra parte tra i pali invece Tomarelli, in panchina Severini. Importante anche la sua assenza contro la Golbet in quella partita. Mancarono 3 pedine importanti per il Code 272. Dopo Fagioli, Severini, ma anche Cilfone, che sembra essere assente anche questa sera. Non lo vediamo in lista. Il pallone è in avanti, lo insegue Palmieri, si mette davanti a lui Alongi, che si accontenta della rimessa con le mani. La lascia lì a Marco Fognani, che qui guadagna qualche metro in più rispetto al vero punto di battuta della rimessa. Poi Fognani con il destro in avanti a cercare Maramao, che con 33 reti è il secondo miglior marcatore dell'intero girone, secondo solo ad Andrea Moretti, che con 34 gol in campionato guida la classifica marcatori. Praticamente in vetta da tutta la stagione il centroavanti del Footballate Roma Nord. C'è anche quindi questo scontro da seguire. Qui perde un velonosissimo pallone a centrocampo il Code 272. Ci prova l'Atletico Fiumicino, il tiro è murato, ma ancora la formazione in maglia rossa che va in avanti. Tomarelli facile con le mani, ha rischiato qualcosina la formazione di casa. Non si possono perdere questi palloni a centrocampo contro una squadra che fa del contropiede la sua arma principale, con quel numero 17 che vedete giocare davanti, che ha fatto male quasi tutte le difese del campionato. Il direttore di gara non vede un fallo, si lamenta Locatelli, fa proseguire il direttore di gara. Il pallone passa sulla destra, immediatamente raddoppiato Flore, che calcia e ottiene il corner. Si affaccia nella metà campo avversaria l'Atletico Fiumicino, conquistando il primo calcio d'angolo della partita grazie alla percussione sulla corsia di destra di Capitan Flore, che adesso va anche a incaricarsi della battuta del calcio d'angolo. Il pallone è sul secondo palo, scorre il mancino, non va a buon fine. Il pallone un paio di metri sopra la traversa, può ricominciare con calma il Code 272 con Pettini. Non c'è il movimento di Palmieri, Pettini va proprio a cercare il numero 9 che viene anticipato, rischia ancora di perdere un pallone sanguinoso il Code 272, se la cava poi bene il terzino sinistro, ma Palmieri è anticipato. Vrapi, Alongi, Egizi, ancora Alongi, Locatelli va in pressione, Alongi con il destro sul pressing di Palmieri, scarica a sinistra, poi il pallone verso Maramao che l'appoggia per Flore. L'1-2 non si chiude, in zona c'è solo Anello che arriva per primo sulla palla, poi Chirico vince un rimpallo, va da Anello che serve l'appoggio del compagno sulla destra, il traversone è facile però per Egizi. Otto minuti di gioco, siamo sullo 0-0, ritmi un po' blandi in questi primi minuti di gioco. Code 272 adesso aspetta e concede il possesso del pallone ovviamente nella propria metà campo a Maramao e compagni. Proprio Maramao che con un sombrero si libera dell'avversario, va a cercare Vrapi sulla destra che era rimasto un paio di metri più indietro. Chirico, Locatelli, Palmieri, Chirico, ennesimo passaggio, poi Palmieri commette fallo ai danni di Marco Fognani che finisce giù, chiede sportivamente scusa il centro avanti del Code 272. Si riparte quindi con un calcio di punizione per Fognani, che è costretto ad andare al retropassaggio da Egizi. Poi Fognani, Vrapi, ancora Fognani, Vrapi, pallone centrale, Chirico, lo stop è un po' difettoso poi di Anello, sfera che resta a centrocampo, si combatte, ancora il numero 8, alla fine è suo il fallo, ovvero di Davide Latronico. Si riparte con un calcio di punizione prima del cerchio di centrocampo.
Flore sistema il pallone, siamo lontani dalla porta di Tomarelli. Flore vuole lo stesso che il direttore di gara sistemi e controlli la distanza regolare. In barriera Palmieri si aggiunge anche un altro giocatore del code 272. Flore vuole provare a calciare il destro sul corpo di Anello, il pallone resta lì, ancora buono per l'Atletico Fiumicino che non riesce a sfondare sulla sinistra. C'è Anello che con un tunnel prova a superare l'avversario, non riesce, allora Flore alza la testa, il servizio sul pallone lontano, non si intende Flore con Maramao che voleva il pallone davanti ai piedi. È alta, lenta e arretrata invece la sfera del capitano, pallone che si perde sul fondo, quindi Tomarelli con le mani. Palmieri, appoggio all'indietro, il mancino è deviato, riesce a tenerla in due tempi Egizi sul sinistro violento di Latronico che però ha calciato da distanza siderale, non poteva prendere gol da quella posizione di campo. L'ultimo tocco di Maramao sul rinvio di Tomarelli, quindi si riparte con una rimessa per il code 272. Ricordiamolo, dopo ci sarà il big match tra Golbet e Testaccio, il match più atteso della settimana per quanto riguarda la Serie A. Golbet che sicuramente ha il calendario più difficile rispetto a tutte le squadre in testa. Tutte le partite sono una dietro l'altra nel finale di stagione. Per chiudere in bellezza ci sarà anche Cotton Golbet, è proprio la 30ª ed ultima giornata della regular season. Palmieri viene a dare supporto Anello, poi si addormenta sul pallone Latronico, allora Chirico, Anello, serpentina di Mirko Anello. Poi viene rimontato, suggerimento a cercare sempre il taglio di Maramao, non ha ancora avuto palloni giocabili il numero 17. Rimessa laterale code, Anello, scambio a distanza ravvicinata. Flore, percussioni di Flore, vuole fare tutto da solo, esagera, ma il pallone ancora per l'Atletico Fiumicino, per Vrapi che allarga sulla sinistra, può andare all'1 contro 1 Ruggeri. L'ultimo tocco è di un giocatore in maglia nera, il sinistro di Ruggeri è andato a sbattere sul corpo di Bongura. Sarà ancora la corner. È il terzo calcio d'angolo per l'Atletico Fiumicino, questa volta da sinistra, il pallone è battuto in mezzo, al limite dell'area Maramao, prova con il destro, pallone che si alza troppo. Tomarelli, Palmieri arriva per secondo, Anello supera il centrocampo, si arresta, allarga sulla corsia di destra, pallone in mezzo, forte e tese, Gizzi la tiene lì con un po' di difficoltà, poi allontana il compagno. Due che va a buon fine, il pallone è centrale per Anello che ha spazio per calciare con il destro, sfiora l'1-0, il code 272, l'azione più pericolosa del match fino adesso. Egizi, Flore,
Maramao viene incontro a prendere la sfera, si è staccato dalla posizione di prima punta, è venuto a centrocampo, sta toccando pochi palloni il 17, è venuto a cercare un po' di confidenza con il pallone in mezzo al campo. Flore, bello il dribbling del numero 8, molto meno l'esecuzione. Tomarelli, pallone arretrato che mette in difficoltà l'estremo difensore, è già la seconda barra terza volta. Flore è costretto a un rinvio rapido. Palmieri, Anello con il petto, forse un po' con il braccio, lascia proseguire il direttore di gara. Sulla sinistra c'è Ruggeri che finisce giù, calcio di punizione. Vrapi, vuole andare all'1 contro 1 il numero 10. È bravissimo Pettini a mettersi davanti, conquistare la rimessa dal fondo facendo carambolare il pallone addosso al corpo del numero 10 dell'Atletico Fiumicino. Gioco pericoloso, ha messo la testa Latronico conquistando il calcio di punizione. C'è Anello pronto a battere, batte velocemente il numero 10, in mezzo c'è sempre Palmieri, l'ottima lettura di Alongi. Se sarebbe passato il pallone Palmieri da lì avrebbe fatto un gol facile facile. Eccolo Palmieri che qui ci prova con il sinistro. Alongi, Locatelli, Locatelli la mette giù elegantemente con il sinistro, poi Latronico fa un altro bel gesto tecnico riallargando il pallone dietro. Traversone che non filtra, retropassaggio velenoso, deve uscire Tomarelli sulla pressione di Maramao che arriva con un pizzico di ritardo, alla fine con bravura e fortuna conquista la rimessa. Locatelli non arriva sulla sfera, allora Flore seguito a uomo da Latronico. Anello, Pettini, Anello in due sul pallone, per prima arriva Locatelli, la conclusione con il destro ancora sopra la traversa, 2-7-2 che non ha praticamente mai inquadrato la porta in questa prima frazione di gioco. A parte l'occasione iniziale, il bel riflesso di Alfredo Egizi, non ci sono state palle gol né da una parte né dall'altra. Maramao viene incontro, la sponda per Flore che apre sulla destra per Vrapi, il traversone è un soffio alto per la testa di Maramao, non è una delle sue caratteristiche migliori. Viene redarguito infatti il numero 10 dalla panchina. Malinteso tra due giocatori del COD in mezzo al campo, può approfittarne Vrapi che apre sulla sinistra per Ruggeri. Ha provato un controllo difficilissimo con il mancino, si è trascinato il pallone oltre la linea di fondo. Tomarelli quindi alla rimessa con le mani. Anello viene sulla linea di difesa ad impossessarsi del pallone, poi Latronico per Chirico, il passaggio è troppo morbido di Chirico, può approfittarne Vrapi che alla fine però serve Anello. Locatelli, squadre ben piazzate in campo, molta confusione a centrocampo, molti errori stanno facendo da protagonisti in questi primi 25 minuti di gioco. Alongi, vicino c'è Flore, Alongi non si fida del numero 8 e va da Ruggeri sulla destra, poi ancora Flore, sulla destra si è aperto il numero 19, il suggerimento è proprio per il terzino destro che si conquista il
calcio d'angolo, anzi no, l'ultimo tocco è del giocatore in maglia rossa e calzoncini blu. Atletico Fiumicino con 10 vittorie, 4 pareggi e 11 sconfitte al nono posto della classifica. Code 272, 12 vittorie, stesso numero di pareggi, ma sono 9 le sconfitte, 2 in meno della formazione avversaria. Sono proprio quei 6 punti che fanno la differenza tra le due formazioni in classifica, ma 6 punti che pesano tantissimo a questo punto della stagione. Ricordiamolo, mancano solo 5 partite al termine ed entrambe le formazioni saranno impegnate in scontri difficilissimi. La prossima partita, qui Flore ci prova dalla destra con un bellissimo tiro che esce circa 1 metro alla sinistra di Tomarelli. Stavamo dicendo che le prossime 2 partite, sia in casa Atletico Fiumicino che in casa Code 272, sono forse le più difficili delle ultime 5. Il Code 272 sfiderà il Cotton al Ciriaci. Non ha mai perso la formazione di Giuseppucci, mentre Chirico si inventa un gol da casa sua. Il difensore centrale sblocca la partita, è 1-0 Code. Non può far nulla Gizi sul sinistro di Chirico. Si ricomincia con il Code 272 in vantaggio, che ha creato poco ma sicuramente più degli avversari. Flore va a cercare Gizi, che sulla linea riesce a salvare il disastro. Poi Maramao viene incontro, ma il pallone è troppo lungo, è l'ennesimo lancio in avanti verso il 17, che non gradisce questa tipologia di gioco di questi primi minuti di gara. Alongi riconquista il pallone, il Code 272 sale in mezzo Locatelli, il pallone è proprio verso il numero 4 che si coordina con il mancino, ma spedisce il pallone fuori dal circolo. Flore Vrapi, Maramao protegge il pallone con il sinistro, non trova lo spazio, prova Flore a riporgergli il pallone, ma è più bravo di lui Locatelli. Atletico Fiumicino che ricomincia da capo, sembra aver dato una scossa agli uomini in maglia rossa. Il gol del vantaggio del Code 272 è arrivato un po' all'improvviso dal giocatore meno aspettato, il Palmieri. Viene fermato da Longi, che non ha mai fatto passare per adesso il numero 9. Poi Flore con il destro, Tomarelli si allunga e la mette in corner. Quarto corner per gli ospiti, sempre dalla sinistra, il taglio di Flore che si riposiziona poi sul secondo palo. Maramao sul primo e fuori resta Longi, il pallone è forte e teso, Tomarelli si deve impegnare, poi l'allontana la retroguardia. Longi però con la testa la ripone all'avversario, può approfittare qui il Code 272 di una disattenzione. Alla fine c'è il calcio di punizione conquistato dal Code 272, è finito a terra il numero 23 in maglia nera, ovvero Rizzo Federico. Sul pallone c'è Davide Latronico, proprio Latronico, che prende la rincorsa con il mancino sopra la traversa di un soffio. C'era però sulla traiettoria Gizi, che invece non ha potuto far nulla sul missile improvviso di Chirico. Non arriva Palmieri, si prosegue ma arriva con un pizzico di ritardo il fischio del direttore di gara che assegna
il pallone all'Atletico Fiumicino, ha già battuto la formazione che è sotto con il punteggio, con Vrapi sulla sinistra, il doppio passo, ancora il numero 10, allarga il mancino, è un traversone perché sul secondo palo c'era in agguato Flore, non può arrivare il capitano dell'Atletico. Si riparte una rimessa dal fondo quando mancano circa 60 secondi più eventuale recupero. Non ci dovrebbe essere in questo primo tempo perché non ci sono state né pause né time out chiamate dalle due panchine. Latronico prova a fintare con il sinistro, poi Anello, pallone ancora centralmente, Locatelli, poi il neo entrato Rizzo, vede un movimento dei compagni sulla sinistra ma il pallone non passa, allora Chirico, sempre presente a centrocampo, poi Rizzo con la punta, da dimenticare l'esecuzione del numero 23, una via tra un cross e un tiro calcettistico con la punta, Flore, pressione Locatelli, subito ha raddoppiato Flore, in mezzo al campo gestisce ogni pallone, Atletico Fiumicino che fa fatica infatti ad impostare la manovra offensiva quando il pallone non passa tra i piedi del numero 8 a centrocampo. L'opzione per ora del lancio lungo dalla difesa non ha portato un buon esito, si va al cambio campo sul risultato di 1-0 per il COD 272, il gol di Chirico. Quasi tutto pronto per riprendere il secondo tempo di COD 272 Atletico Fiumicino, si tratta della 26esima giornata, la quintultima di Serie A. Per quanto riguarda ovviamente la nostra lega di calcio a 8, Atletico Fiumicino in maglia rossa e calzoncini blu attacca da destra verso sinistra rispetto ai vostri monitor, da sinistra verso destra invece il COD 272 con il consueto con pleto nero. Siamo sul risultato di 1-0 per i padroni di casa, ha sbloccato la sfida all'improvviso in chiusura dei primi 25 minuti il difensore centrale della formazione del COD con un bellissimo sinistro dalla distanza, si tratta di Federico Chirico, è per ora il suo gol che sta decidendo questa importantissima sfida, soprattutto per quanto riguarda il COD 272 che è ad un solo punto dalla zona playoff occupata per ora dalla Roma. Ricordiamolo, le prime due della graduatoria andranno direttamente a giocare la semifinale scudetto, le altre quattro, ovvero terza, quarta, quinta e sesta, si contendono altri due posti per andare a sfidare le probabili candidate delle due semifinali, ovvero il Cotton Club di Giuseppucci e la Golbet di Cencetti. Terzo invece il Testaccio, ma è incolmabile la distanza tra la seconda e la terza, anche se tra mezz'ora inizierà proprio la partita tra queste due formazioni. Qui Chirico, questa volta non calcia con il mancino, aveva meno spazio in occasione del primo gol, scusate, rispetto all'occasione del primo gol. Pallone con un po' di fortuna arriva tra i piedi di Rizzo che smorza troppo con il sinistro. E Gizzi. Pallone per il numero 16 dell'Atletico Fiumicino. Abbiamo il nome sulla lista. Qui invece Flore fronteggia Anello e ancora Flore attraversa tutto il campo, poi va dentro da Maramao che riesce a mettere il destro quanto basta ma non trova lo specchio. Ora Tomarelli, dopo aver scampato il pericolo alla rimessa con le mani, lancio verso Rizzo,
riesce il 23 a spizzarla quanto basta per andare da Locatelli sulla corsia di sinistra, centralmente il numero 8, ancora Locatelli, si coordina, il tiro è deviato e facilita le cose al portiere del COD. Maramao la mette giù, è stupendo l'intervento di Tomarelli che salva un'altrettanta stupenda azione di Maramao. Gizzi dà consigli a Maramao, pallone proprio verso il 17 ma non entra neanche in campo il corner. Pressione di Maramao proprio su Tomarelli che va al rinvio, il pallone dell'Atletico, calcio di punizione conquistato oltre la metà campo da Ruggeri, scusate, dal numero 19 ovvero Marco Fognani. Cartellino giallo per Flore, l'unico ammonito di una partita regolarissima finora. Sul pallone Capitan Flore, calcia con il destro a cercare di scavalcare la barriera, non si fa sorprendere Tomarelli che con lo sguardo accompagna il pallone oltre la linea di fondo. Rizzo. Anello si deve impegnare neanche poco per tenere vivo il passaggio del compagno. E Gizzi in pressione, il COD 272 riesce a recuperare un importantissimo pallone con Anello, si riparte quindi dalla tre quarti offensiva. Anello, Rizzo in mezzo a due avversari, finisce giù, questa volta è lui a conquistare il calcio di punizione. Posizione defilatissima e Gizzi prova a guardare il pallone che sbatte però sulla schiena di Flore. Rimessa laterale nei pressi della bandierina con Mirko Anello che va lunghissimo con le mani. Può ripartire veloce l'Atletico Fiumicino ma c'è un intervento provvidenziale di un giocatore del COD 272 in mezzo al campo. Chirico. Rischia Chirico qui sulla pressione di Flore. Se la cava il numero 3 con una rimessa laterale. Settimo minuto del secondo tempo. Ma l'occasione più importante della ripresa per ora l'ha avuta l'Atletico Fiumicino con Maramao. È stato bravissimo ad opporsi Tomarelli. Ha fatto un gran numero, il numero 17, portandosi la palla sul destro, stoppando un pallone con il petto per portarselo sul destro. Non era da tutti quel controllo a Tronnico. Il pallone centrale per Locatelli, l'ultimo a toccare è proprio Locatelli, può prenderla ovviamente con le mani Alfredo Gizzi che rimette in moto la manovra offensiva dell'Atletico Fiumicino con Flore. Maramao l'appoggia con l'esterno sulla corsia di sinistra, poi va in verticale, vuole il pallone Maramao, non arriva però al numero 17, dall'altra parte Rizzo, mette il corpo davanti a un avversario, non cade, ancora Rizzo, il doppio passo, può calciare con il mancino, va Rizzo ma è brava a chiudersi la difesa dell'Atletico Fiumicino che però ancora soffre in fase di ripiegamento, troppi palloni persi in mezzo al campo. Flore
Maramao che si è spostato a sinistra, più libertà di correre su questa fascia. Proprio il 17 a trovare il varco per Flore. Pallone che scorre tra le braccia di Tomarelli. Chirico. Locatelli. Latronico. Pinetti. Ancora Latronico. Sulla destra Anello. Latronico avanza passo il code 272. Chirico con il mancino. Ci ha preso gusto questa sera. Segna dalla stessa distanza del primo gol. Il primo è più bello di questo, ma è un gol fondamentale, quello del 2-0. Maramao deve rincorrere adesso l'Atletico Fiumicino, che aveva sicuramente fatto meglio rispetto agli avversari in questa ripresa. Maramao non riesce a passare in mezzo a due avversari, adesso a campo per ripartire in contropiede. Il Code 272, la partita si è messa come preferisce, come meglio preferisce la formazione di casa, ovvero con tanti spazi per ripartire in avanti, anche se in assenza di Fagioli la formazione perde di velocità. In panchina c'è un altro giocatore importante con caratteristiche simili, che è Severini. Rimessa con le mani. L'Atletico Fiumicino deve trovare un gol per provare a riaprire la sfida. Maramao, Tomarelli sul primo palo, non può sbagliare questo intervento. Flore prova ad imitare Chirico, non passa il pallone del numero 8. Ancora Flore. Rizzo lo pressa. Flore gira su se stesso, Vrapi ha anticipato benissimo. Chirico, Tomarelli. Latronico, Chirico, ancora Latronico e poi ancora Chirico. Tomarelli. Pallone sulla destra. Anello. Controllo difettoso di Mirko Anello. Maramao, Tomarelli con i piedi. Flore. Calcia e ancora Tomarelli a dire di no al numero 8. Prima su Maramao, adesso su Flore. Salva il risultato ancora il numero 1 del COD. Calcio d'angolo battuto. Flore. Calcia a rientrare, Tomarelli è bravissimo, poi Maramao la controlla. Riesce a cavarsela ancora una volta il COD 272. Non si esce dal tre quarti del COD. L'Atletico Fiumicino adesso a volere il gol del pari al limite dell'area Flore. Il pallone è messo in mezzo, ma in mezzo non c'è nessuno. Può arrivare Rizzo che conquista fallo. Chirico. Rizzo. Entrato in campo il numero 42 per il COD 272. Anello con fortuna trova il pallone sul destro, calcia ma non trova lo specchio della porta. Bongura con il 42. È entrato a 13 minuti dal termine, eccolo proprio Bongura che va morbido con il destro. Allontanato, Maramao prova a tenerla, anzi scusate, si trattava di Vrapi. Maramao si è spostato sulla corsia di sinistra, Vrapi sembra essere passato al centro. Flore la mette giù. Il destro di Flore a cercare l'incrocio dei pali. Flore perde il pallone, Bongaura alla palla sul destro, poi si gira sul mancino, poteva far meglio il neoentrato con la maglia nera.
Pallone allargato sulla destra per Vrapi, ma c'è sempre la chiusura provvidenziale di Pettini. Poi sbaglia l'appoggio proprio per Bongura. Flore invoca il pallone sulla sinistra. Ruggeri, in mezzo a due avversari, calcia sul corpo di Pinelli. Locatelli. Pettini. Anello, Pettini. Vrapi. Fischio del direttore di gara. Fallo ottenuto dal numero 10, Flore Marramao sul pallone. Capitan Flore sul punto di battuta. Tomarelli ha praticamente 5-6 uomini davanti, il sinistro, palla che resta lì, non riesce Ruggeri a trovare ancora la porta. Certo, un muro davanti alla difesa del Code 272 che riesce ancora una volta a cavarsela, ma sta rischiando tantissimo in questi ultimi 5 minuti di gioco. Flore. Lo segue Anello, Flore non trova spazio, quindi indietreggia, pallone che passa per Vrapi con il mancino. Tomarelli, non si passa questa sera. Flore, il sombrero, il tiro ancora fuori dallo specchio della porta. Tomarelli questa volta non deve intervenire. Rizzo con energia si gira, riesce a tenere vivo il pallone, poi ancora Rizzo con un tunnel, si libera dell'avversario, arriva Anello che con l'esterno destro prova un tiro alquanto impossibile, raccoglie Gizzi, un po' colpevole forse sul gol del 2-0, sicuramente non sul primo di Chirico. Alongi, Flore, cercare Vrapi, anticipato, può ripartire Chirico in verticale. Rizzo apre sulla corsia di sinistra, forse poteva andare lui verso lo specchio della porta, questa volta Chirico addirittura a fare la punta e a pressare in attacco, un po' scoperta quindi la difesa del Code 272. Maramao prova ad arrivare sul pallone, ma è più bravo e più lesto di lui Bongura, che poi va in mezzo a due avversari. Ancora Bongura, può calciare con il destro ad incrociare, a un soffio dal 3-0 il Code. Pallone che scorre per Vrapi, chiuso Vrapi, riesce ad arrivare sul pallone, si libera dell'avversario, finisce giù, commette fallo Pettini, potrebbe arrivare forse anche il cartellino giallo. Nove minuti al termine, direttore di gara che sistema il pallone nel corretto punto. In mezzo a Longi e Vrapi, praticamente è solo il numero 10 ad essere all'interno dell'area di rigore del Code 272. Potrebbe sfruttare meglio queste palle inattive. Adesso sale anche Alongi che si posiziona sul secondo palo. Arriva anche Ruggeri al limite dell'area, aspetta invece Maramao. Ovviamente marcato stretto, entra anche Maramao, il pallone è sul primo palo. Attraversa l'area di rigore, non c'è nessuna deviazione. Il pallone per Bongura. E Gizzi. Vrapi. Viene anticipato il Code 272 che può ripartire sulla sinistra. Il tiro con il destro di Rizzo.
va sopra la traversa, disturbato il numero 23, non c'è irregolarità però. Flore vuole il movimento dei suoi, concede il passaggio a Longi. Bongura, una sfortuna preso in pieno volto. Il sinistro Tommarelli, ancora una volta, questa volta non se lo aspettava nessuno il tiro, solo lui poteva intervenire così. Ruggeri, in mezzo a due avversari. Vrapi, esce Tommarelli, coperto da Chirico. Anticipo di Ruggeri sotto la nostra postazione, poi il passaggio è troppo lungo. Bongura prova a tirare sulla destra, era difficile solo pensarla una cosa del genere. Alongi, Flore può calciare con il destro, Flore, ancora Tommarelli. Si lotta sulla corsia di destra. Bongura, ennesimo lancio a cercare il taglio di Rizzo, si scusate Rizzo all'interno dell'area di rigore, il pallone è per Bongura, Egizi sulla linea, un miracolo dell'estremo difensore dell'Atletico Fiumicino che salva il 3-0. Siamo già dall'altra parte con Flore che vuole il pallone, viene accontentato. Questa volta ce l'ha sul sinistro, ma lui calcia uguale, il pallone rimane all'interno dell'area di rigore, finisce giù Vrapi, arriva il fischio del direttore di gara, siamo fuori dall'area, da posizione interessante per Flore. Flore e Maramao, dovrebbe andare Flore con il destro a calciare, ma indovinate un po' chi la prende, ancora Tommarelli. Calcio d'angolo, sempre Flore, in mezzo, ma Tommarelli la mette, la smanaccia sul secondo palo. Pallone sulla tre quarti, Atletico Fiumicino che ha 4 minuti per tentare l'impresa. Ci prova con Alongi che va a calciare, vola Tommarelli, ma il pallone è largo di un soffio. Anello lascia scorrere, il passaggio è sul secondo palo a cercare il taglio di Rizzo, provato Pasquetto a metterla dentro, prestazione oltre alla sufficienza del terzino destro con la maglia numero 13 del Code 272, che come in questa occasione disturba sempre l'avversario. Qui Maramao calcia da fermo praticamente. Alongi, Ruggeri, Bongura su di lui, Ruggeri da Flore, troppo lenta la manovra dell'Atletico Fiumicino che si è resa pericolosa soprattutto con i calci dalla distanza. Maramao protegge su Chirico, prova a portare a spasso l'autore della doppietta che sta decidendo la partita. Maramao finisce giù ma non c'è fallo, giustamente lascia proseguire il direttore di gara con Locatelli.
che è già dall'altra parte. Rizzo salta il primo avversario, poi appoggia su Bongura, che conquista calcio di punizione. Calcio di punizione già battuto, proprio Bongura che lo batte, poi Rizzo scalcia da dietro Vrapi. Locatelli con il destro e Gizzi aveva tentato direttamente la battuta a rete. Siamo già dall'altra parte comunque con Flore, forse viene un po' sbilanciato Maramao con il destro addosso a Chirico. Sono aumentati adesso i ritmi della partita in questo finale. Bongura prova ad accarezzarla, ma Ruggeri arriva prima di lui. Flore, elegantissimo lo stop del numero 8 che rientra su Mirko Anello, allarga bene sulla corsia di destra, il pallone era perfetto, Vrapi non controlla. Pasquetti, Rizzo. No, richiesta però. La richiesta però Flore rientra, inventa per Ruggeri che prova a rientrare sul sinistro, non ci sono varchi, allora Maramao va a battere la sua prima rimessa laterale del match, è proprio Maramao che se ne va in mezzo a due avversari, Chirico gli calcia addosso, Pasquetti allontana. Flore. Pasquetto contro Ruggeri, Pasquetto è costretto a indietreggiare ma regala il pallone a Maramao che parte sì col sinistro, Maramao lo ipnotizza, scusate, pallone sulla destra, mentre c'è stata un'altra stupenda parata di Tomarelli. Flore con il mancino a calciare, pallone che resta là, Chirico non riesce nel disimpegno, il migliore in campo. Arriva il triplice fischio del direttore di gara, si chiude 2-0 la sfida per il COD 272, decide la stupenda rete di Chirico, COD 272 che supera momentaneamente la Roma Calcio a 8.